entro i 3 mesi il corpo, quindi la parte, la rigenerazione cellulare dei muscoli, delle ossa, ha finito il processo e quindi è guarita. Se il problema, il dolore continua, c'è qualcosa in più che va ad attivare il dolore, e questo appunto è il sistema nervoso. Il secondo punto, io adesso qua le sto leggendo uno per uno per non dimenticarmeli. Il secondo punto è che il dolore va e viene durante il giorno, quindi il dolore non è costante per tutto il giorno, ma va su e giù. Questo è un secondo importante indizio. Il terzo è che il dolore appaia su particolari posizioni o movimenti, magari in torsione o in postura magari chiusa, in scrivania, seduto per molto tempo. Questo è un altro importante indizio.